3.500 esuberi sui 10.000 dipendenti delle banche venete. Questo è il piano di Fondo Atlante che dovrebbe arrivare a giorni alla Banca Centrale Europea. Atlante che si è affrettata a ridimensionare Italia, 1.500 posti per la Vicentina e a 7.800 per Veneto Banca. Numeri comunque importanti sui quali il sindacato è pronto a dare battaglia. I licenziamenti vanno respinti da qualsiasi parte avvengano, ma c'è proprio un problema di avere una visione nazionale di quello che è necessario fare, di rilanciare una politica industriale degli investimenti. Segretario presente oggi a Treviso al direttivo dei metalmeccanici della Marca. Cosa è la risposta della CGIL all'arrivo di Renzi, l'arrivo oggi di Landini? No, le due cose sono, casuali. Qui oggi noi facciamo il punto della situazione con i lavoratori. Certo Renzi poteva avere la stessa attenzione e in qualche modo coinvolgere anche coloro che in questo territorio producono il PIL, che ricordo non sono solo gli imprenditori ma sono soprattutto i lavoratori all'interno di quelle imprese. La nostra forza è che noi rappresentiamo le persone che facendosi il mazzo dalla sera alla mattina producono il PIL, come viene detto. Il problema è dove va a finire la ricchezza che noi produciamo e molto spesso noi produciamo una ricchezza che anziché essere reinvestita nelle imprese, gli imprenditori la usano per investirla fuori dall'Italia, per operazioni finanziarie, per operazioni speculative. Un sistema economico da rivedere secondo il segretario dei metalmeccanici, che non esita a rilanciare una banca dello Stato che finanzi la macchina produttiva. Ci sono momenti in cui anche un intervento pubblico è necessario se ha una logica di rilancio del Paese e credo che la riforma del sistema finanziario e anche del sistema bancario sia un'urgenza di questo Paese. Se io devo continuare a dare soldi miei e continuano a essere i privati che li usano e fanno i danni che fanno, non capisco perché se do soldi pubblici non debba essere il pubblico che li controlla.